Io ho fatto la laurea in linguistica e comunicazione interculturale nel mio paese, poi ho fatto un master nei studi europei. Mi sono appena laureata in management del turismo internazionale, quindi sono appena diventata manager economista nel settore di turismo. C'ho una libreria, si chiama Italo Libri e sì, l'ho iniziato 2 anni fa, fondato e gestisco. Sono diventata team leader anche dei gruppi tedeschi, quindi ho portato dei ragazzi all'estero. Per 11 mesi sono stata a Palermo per fare questo volontariato con un'associazione che si chiama Informa Giovani. Lavoro in un'agenzia di viaggi che si occupa solamente degli italiani, quindi siamo proprio specializzati. I miei studenti sono stranieri che lavorano in vari settori in aziende di Bucarest. Abbiamo aperto un bed and breakfast, quindi mi sono spostato nell'ambito del turismo. Loro già interferiscono con l'Italia, con molte altre regioni come operatori turistici o come operatori di scambi commerciali, ma non conoscono assolutamente la nostra regione né tantomeno il territorio pordenonese. Quest'anno in maniera particolare li portiamo per mattinate di brevi esperienze di lavoro in industrie di eccellenza del nostro territorio pordenonese. Cultura e lavoro devono essere coniugati con il mondo del commercio, con il mondo del turismo. Sono tutte realtà che sicuramente devono procedere in sintonia, perché così possono dare veramente quello che è il risultato che ci attendiamo, cioè una prospettiva per i nostri giovani.